Due donne hanno conquistato al primo turno la poltrona di sindaco, 2 vittorie all'insegna della continuità. A Selvazzano Dentro vince Giovanna Rossi, la sua coalizione di liste civiche ha fermato l'onda leghista. Ex assessore della giunta Soranzo, Giovanna Rossi riesce nell'impresa proprio grazie al traino del suo predecessore che sicuramente entrerà nella squadra di governo. Lui sarà sicuramente a mio fianco e gliel'ho chiesto in modo molto onesto e sereno, perché lui ha delle competenze importanti che compensano magari alcune mie che non sono le sue, quindi insieme credo faremo veramente una grande squadra. È fondamentale che sia una squadra efficiente, appassionata, con molta energia e soprattutto con lo spirito di servizio che per me è sempre al primo posto. Giovanna Rossi dedica la sua vittoria ai genitori, qualche ora di riposo e poi si comincia subito a lavorare. Si continuerà a seguire i lavori, ovviamente la piscina deve finire, cominceremo già a lavorare per la gestione della piscina, lavoreremo per il teatro, la costruzione del teatro, il centro polifunzionale, l'acquisizione di Villa Cesarotti, il turismo fluviale. Io credo che da qui a 5 anni non avremo un giorno di tregua. Altra vittoria rosa a Rubano, il comune non rischiava il ballottaggio perché la coalizione di centrodestra ha sfidato l'uscente Sabrina Doni. La candidata del centrosinistra però è stata riconfermata con il 53% dei consensi. Il mio grazie va alla mia comunità che vota sempre in modo coscienzioso, vota le persone. Abbiamo spostato un 30% dei voti rispetto alle europee, di questo sono molto orgogliosa. La destra si è compattata nella speranza di espugnare quella che dicevano essere la roccaforte di sinistra. In realtà io, anche un po' scherzando e riprendendo gli slogan della Lega, ho detto: io per legittima difesa a casa nostra ci siamo difesi e effettivamente i rubanesi ci hanno dato fiducia di nuovo. Scaramanticamente penne e fascicoli erano rimasti sulla sua scrivania. Oggi nel suo ufficio campeggiano fiori colorati. Il lavoro riparte, anzi non si è mai fermato, dice Doni. Abbiamo molto da fare sul fronte delle piste ciclabili, dell'edilizia scolastica, dell'efficientamento energetico, dell'impiantistica sportiva e poi, l'ho detto anche in campagna elettorale, non mi sono mai nascosta dietro, la maggiore attenzione va sempre alla persona, ai servizi alla persona e su questo non retrocederemo di un passo.